In Italia 3.493.000 oltre, per l'equivalente in termini di risorse quasi 1.700.000, di più della stima che era stata fatta quando l'anno scorso è stato fatto l'accordo sindacale. Nel Veneto sono 291.000 e gli euro erogati sono 144 milioni. Se poi andiamo a vedere il Veneto, quindi restando in casa nostra, di quei 291.000 che hanno preso la 14esima, più di 100.000 l'hanno presa per la prima volta. Quindi anche sono mia mamma quelli, che ha 90 anni l'ha presa per la prima volta. Che sono quelli tra i 750 e i 1.000 euro sono lordi, quelli giusto? che sono tra i 750 euro e i 1.000. Quindi sono entrate molte persone che hanno comunque pensioni basse e chiaramente questi hanno avuto una 14esima di importo inferiore rispetto agli altri, anche perché gli altri hanno una pensione più bassa, quindi c'è stata una proporzione. Questa è una cosa importante che adesso noi stiamo monitorando, perché ce ne sono altre migliaia che hanno diritto e non l'hanno percepita.